Oh, da Brescia andiamo alla parte opposta dell'Alpe Adria. E c'è un premio interessante perché è la prima volta che abbiamo deciso di dare questo premio. Diamo un premio alla miglior conoba, perché anche le conobe rischiano di scomparire in Istria, perché con questo arrivo di cucina moderna c'è sempre il rischio che qualcosa si perda. Invece questa conoba non si è mai persa, ha sempre avuto la direzione precisa di cosa voleva farci mangiare, farci assaggiare e di quello che sono i valori semplici di un territorio. Vince la miglior conoba istriana, Conoba Bushna, con Fabiana Mihailovic, eccola qua. E poi guardate che donna, vada con la sigla, vada. Venga col vento del lido di Jesolo, da Jesolo a Umago, siete là di fronte. Benvenuta, benvenuta. È una bella ragazza? Facciamo un altro applauso perché donne, tu sei un po' in cucina, sei un po' in sala, sei un po' universale. Universale, yes. Bene, allora due parole sulla vostra bellissima Istria e sulla tua cucina. Ok, sì, niente, un grande saluto dell'Istria a tutti voi, ecco, prima di tutto. Poi c'è, aspetta che poi... E non siamo lontano, solo no. di fronte, no? Del di fronte, mare. qua, Sì. Un'ora e mezza di barca al massimo. Certo. Niente, il mio locale, come hai detto tu, è una conoba, che sarebbe una teatteria, una taverna, diciamo, sì. Che rappresenta il territorio e anche i cibi, i piatti tipici. Da 26 anni che sono lì, o in cucina o fuori o alla griglia o dove, sempre creo qualcosa di nuovo, mi sto inventando di tutto. Dopero i prodotti proprio più tradizionali e autentici che posso trovare. Però io so una cosa, che tu sei, credo, stata la prima a a promuovere un vecchio manzo istriano che si chiama Boscarino, è vero? Sì, ecco, sì, questo Boscarino. È vero. Già da 15 anni circa che facciamo delle specialità di questo manzo istriano e lo stiamo facendo la storia e la promozione di questa bestia, no? Che cos'ha di diverso questo manzo istriano? Sì, soprattutto il gusto della carne, che è diversa, che ha bisogno di una maturazione e anche una preparazione di questa carne un po' diversa. È autentico, dai, è diverso, bisogna venire da È diverso, noi per qualcuno mangiare. di voi, chi l'ha assaggiato, alzi la mano, vediamo. Ah, ma siete in tanti, dai, siete in tanti, non è male. Gli facciamo subito un applauso, ma mentre gli facciamo un applauso, chiamiamo anche un tuo compaesano che è un collaboratore della guida Mangiare Ben Best Gourmet da qualche anno, Dario Penco, oppure Penco Dario, eccolo qua. Qualcuno non lo riconosce nemmeno più da quanto è dimagrito. Eccolo, prego. Dario, caro, benvenuto. Ciao. Allora Dario, due parole al volo su Istria. Sì, aiuta. Ci ripetiamo sempre. No, Istria è bello un grande ripetersi qualche volta. Questa è una grande donna, un grande posto dove provare mettiti al posto mio. Cosa significa l'Istria vera, quella di una volta. Ringrazio tanto Fabiana per l'impegno che mette in tutto quello che fa, non è che ha solo il ristorante, diciamo la conoba, anche delle ville che affitta, si dà da fare tantissimo e se avremo tante Fabiane in Istria staremo ancora meglio di quello che siamo. Beh, però devo dire che l'Istria negli ultimi anni è cresciuta tanto in fatto di cultura, di enogastronomia, di prodotti, insomma di territorio, non solo di mare, di pesca, perché una volta si veniva in Istria a mangiare pesce perché ovviamente era molto buono e costava la metà dell'Italia, ma anche dell'entroterra, e quindi la valorizzazione di quelli che sono i prodotti dell'agricoltura, i piccoli prodotti dei piccoli coltivatori, no? L'olio, addirittura l'olio, poi questa sera assaggeremo un olio particolare che arriva dall'Istria, dalla nostra zona, e quindi Dario, bene? Benissimo. Bene. Proprio il fratello di Fabiana che ha ricevuto il premio per il miglior olio d'oliva autoctono, praticamente sorta autoctona ecologica.
così che siamo contenti che per quello. Maurizio, ringraziamo te che credi in noi ancora. Grazie. Come grazie. ancora? No, io credo ho appena iniziato. Stai qui perché il premio glielo consegnate voi due, ecco, a favore di fotografie. Ok. Konoba, Bushna, Umago, Istria, Croazia e naturalmente Alpe Adria, grazie di essere con noi.